les ancêtres de tous les communs qui occupent le débat public, qui pousserions les communs urbains, les matériels numériques comme Internet, etc. Il est important, de mon point de vue, de concentrer sur les valeurs de ces communs, parce que ces systèmes ont une importance fondamentale du point de vue naturel, culturel, socio-économique, parce que se basent tous sur la participation directe des citoyens et sont frein des laboratoires de cohésion sociale. La cohésion ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de conflits, ne veut pas dire que les relations sont complètement apaisées, mais parce qu'il faut faire attention à ne pas céder dans la romantisation. Et puis qu'absence de conflit, cohésion veut surtout dire sai istre e sai faire ensemble. Voilà, donc possiamo dire che le nostre comandi de montagna nous donnent des pistes per pensare tous les défis, ou qualcuno dei défis della nostra società contemporanea, che si trattasse di défis che hanno a che fare con l'environnement, come la prevenzione di rischi naturali o di una certa prospettiva ecologica. En effet, il y a des recherches, des nouvelles recherches qui montrent que ou qu'il y a des propriétés collectives ou qu'il y a cette manière de posséder la terre, il y a plus de biodiversità, per esempio. O ancora sì, come noi non pensiamo ai défis politici, come anche riguardo la democrazia partecipativa, perché questi sistemi sono di occasione di sociabilità molto importante e le persone che hi partecipano si investiscono nella gestione del loro territorio, del milieu che li concerne e si sentiscono concernati belle di questi territori. Ma noi invito un po' a pensare tutti i défis che possiamo avere a che fare con la conservazione del nostro patrimonio architetturato, del nostro patrimonio immateriale e di tutte le pratiche che sono associate, come per esempio il savoir-faire da panificazione del panner, le tecniche di irrigazione, le corvée, ma piuttosto anche riguardo le modalità di governanza a piccola scala. Voilà, a me sembra che aujourd'hui on concentre plutôt sur la valeur politique et sociale de ces systèmes più che sur la loro valeur utilitaire. Io sono des persone come voi che sono en train comprarlo bene e penso per esempio a Damien Charrance e ad altre persone che da un modo di anno lavorano per difendere e valorizzare i consorti in Val d'Orta. Ecco, magari Damien se ti voglio dire due baghe su l'associazione Réseau, di cui ti lo presidente, ti chiedo volentieri la parola. E di dentro di casa, merci a tutti dei tre seguenti, merci per la vostra attenzione.